è già parzialmente in abiti di scena, Egle Doria e Luana Rondinelli al nostro microfono per questo Pomo della discordia, che mai come oggi, in un periodo di guerra eccetera, sembra quasi voler dare un'interpretazione diversa di quelle che possono essere le cause scatenanti di una guerra, in una versione forse anche un po' ironica, però che lascia riflettere. Il Pomo della discordia, che ha scritto Luana Rondinelli, è la nostra nuova produzione, Associazione Madè, è la regia di Nicola Alberto Rofino. L'idea nasce proprio da questo, da voler raccontare come dalla guerra di Troia siano nate tutte le guerre e quanto siamo figli purtroppo della guerra. Chiaramente la penna straordinaria di Luana è riuscita a rendere questo molto vicino all'essere umano e quindi a toccare tanti aspetti della fragilità dell'essere umano e quindi diventa un più ampio racconto su quelle che sono le nostre anche guerre interiori. Abbiamo detto in fase di presentazione una versione anche un po' visionaria di questo mito che non tramonta mai, del quale sono state esposte comunque messe in scena tantissime versioni. Voi come associazione, anche per il particolare patrocinio che avete ricevuto dal Ministero della Cultura, come lo ponete in scena? Lo spettacolo fa parte del progetto cofinanziato dal Ministero della Cultura come progetto speciale Il mondo salvato dalle ragazzine, che punta sostanzialmente il progetto punta all'immagine e al restituire l'immagine di Elsa Morante, però sappiamo bene che Elsa Morante parlava anche e soprattutto di donne alle donne e quindi per noi è stata anche una scelta molto forte raccontare la guerra, farla raccontare attraverso la penna di una delle nostre autrici siciliane, drammaturghe, mi permetto di dire più importanti e più raffinate, quindi rientra proprio in questo senso all'interno del progetto Il mondo salvato dalle ragazzine e abbiamo anche questa bellissima opportunità di essere ospiti oggi qui al Teatro dell'Efebo, nella città capitale della cultura, quindi ad Agrigento, e questo chiaramente impreziosisce ancora di più il nostro progetto. E allora Luana, che fa parte delle poche attrici protagoniste, ma che è stata anche autrice di questo opera, chiediamo che Pomo della discordia è quello che vedremo stasera al teatro? Ma intanto, come dicevamo prima, il mito non tramonta mai e ci offre veramente la possibilità di anche reinventarlo, riscriverlo. E l'ho riscritto con diverse chiavi di lettura che permette anche, oltre a far riflettere sulle guerre anche interiori, ma anche sulla contemporaneità, su quello che è oggi il mondo moderno, che gioca molto sull'apparenza piuttosto che dare peso a quello che è veramente importante nella vita e nella quotidianità dell'essere umano. Sulla scena queste 4 dee che sono ironiche, un equilibrio perfetto tra ironia ma anche drammaticità, è un po' quello che è nella mia scrittura, no? La cifra distintiva di quello che è la mia scrittura. In scena siamo io, Egle Doria, Laura Giordani e Barbara Gallo, la regia, come diceva Egle, è di Nicola Alberto Rofino, i costumi e le scene sono di Vincenzo Lamendola, una squadra principalmente femminile che insomma ci ha sostenuto, ci sostiene e ci sosteniamo a vicenda per portare avanti un progetto in cui crediamo moltissimo, che parla a un pubblico veramente vasto.